Prima e dopo Aldo Moro, e questo è il titolo del libro scritto da Enzo Cataruzzi, casa editrice Orto, l'orto della cultura. Ne parliamo proprio con l'autore. Enzo, grazie per essere qui con noi. La prima domanda che mi sorge spontanea è: a 40 anni dal rapimento e dall'assassinio di Aldo Moro, che cosa ti ha spinto a scrivere su Aldo Moro, dopo che davvero tantissime pagine in questi anni sono state scritte su questo uomo politico, statista, che ha lasciato sicuramente il segno nella storia di questo paese? Beh, innanzitutto mi ha spinto il suo amore per il Friuli, un capitolo io l'ho dedicato proprio a questo. Molti addetti ai lavori lo sanno certamente, ma molte persone non lo sanno, che lui è stato landesignano, a mio modo di vedere, questa è la mia tesi che cerco di far passare, dell'autonomia nostra, perché nella disastrosa catastrofe che abbiamo avuto qui in Friuli sul terremoto, lui ha dato l'autonomia vera. Come l'ha data? L'ha data facendo una legge dove ha dato ai nostri governanti del tempo la possibilità di autogovernarsi, appunto, di avere le risorse sotto mano, un po' perché aveva paura si ripetesse un po' il Bellice, ma soprattutto per l'amore per la nostra terra, dove descrivo una cosa abbastanza struggente, dove lui dice: il Friuli per me è la seconda patria. Ecco, abbiamo parlato del terremoto, su quale certamente torneremo, però la prima visita in Friuli ha a che fare con un'altra catastrofe, l'alluvione di Latisana, che l'ha portato Esatto. appunto in quei territori colpiti. Ecco, lui è arrivato proprio in una data topica per noi, perché è stato l'8 aprile del 1968, in una giornata dove la pioggia non smetteva mai, e lui è arrivato a benedetto, tra virgolette, il golfalone dell'autonomia nostra, cioè il golfalone della nostra regione, la bandiera della regione. Quindi lui ha dato il là proprio alla costruzione della regione del Friuli Venezia Giulia. Non solo, ma da cui lei poi ha ribadito un tanto. Ha stretto relazioni e anche amicizie con personaggi di questa regione, rappresentanti istituzionali, politici della nostra regione, con i quali ha anche avuto scambi epistolari, delle lettere, sì, che vengono riportate poi in questo libro. Sì, in particolar modo con l'onorevole Santuzzi, che io ringrazio per la sua competenza, ma soprattutto perché mi ha dato una mano a trovare alcuni atti, alcune cose che nessuno sapeva, ma che lui evidentemente era custode. È una lettera, tra le altre, dove Moro lo ringrazia. Era un momento dove Moro non era in auge più, era caduto, tra virgolette, in politica sono alti e bassi, e lui era stato invitato qui in Friuli, e davanti alla moltitudine di aderenti del suo partito, la Democrazia Cristiana, in quegli anni era l'architrave dello Stato, ha ringraziato proprio per l'affetto del Friulani, che erano chiamati in un momento dove lui era in basso, non era in auge. Non aveva un ruolo politico. E quindi in una lettera, io penso, molto bella, affettuosa, di grande semplicità, lui dice: il Friuli per me è la seconda patria. E questo per noi è molto importante, perché uno statista così, non solo a livello nazionale ma internazionale, uno che ha costruito l'Europa, insomma, il libro lo descrive abbastanza bene, insomma è sui nostri scudi, ecco, in sostanza. Si parla anche di che cosa ha fatto il governo Moro per il Friuli. Si accennava prima al tema del terremoto. Ecco, proprio nei giorni immediatamente successivi al sisma del 6 maggio del 76, si racconta nel libro, c'erano ovviamente incontri a Palazzo Chigi, sì, si discuteva su come operare, su come praticamente aiutare il Friuli Venezia Giulia, ma come gestire la situazione. Sì. E si racconta in questo libro che a un certo punto è lo stesso Moro che entra nella stanza dove c'era il presidente Comelli, sì, e di fatto gli chiede se la sentiva lui, no? Di gestire, sì, il processo della ricostruzione in Friuli. Beh, i presenti dicono che il clima era abbastanza teso, ma che comunque si era scontato. Moro sapeva che si era scontato, sapeva anche che nei colloqui così a Gemona l'avevano detto, ma lui voleva in sede istituzionale la responsabilità, e i friulani ne sono tornati indietro, ma lui è rimasto molto colpito dalla velocità, in quanto erano tutti decisi a portare avanti. Toros, che faceva parte anche del suo gabinetto, ha spinto molto per questa idea, e lui l'ha sposata e ha scelto proprio
sapendo che voleva sceglierla, e guai se nessuno andava avanti su questa strada. Tant'è che lui 48 ore dopo il sisma era già in Friuli, è arrivato a Rivolto, è arrivato a Gemona, è arrivato a Resi, insomma in tutto il teatro del terremoto. E, insomma, le foto testimoniano una persona senza scorta, una persona che amava la gente ed era applaudito in un momento dove il Friuli era in ginocchio, eppure i friulani hanno capito qual era il gesto di un grande statista. Abbiamo parlato del legame di Aldo Moro con il Friuli, ampliamo un po' il raggio d'azione. Aldo Moro, che in qualità di statista, di rappresentante istituzionale, politico, dicevamo, ha lasciato il segno in questo paese. Un passaggio magari meno noto ai più riguarda la politica internazionale, sì, no? Sì, sì. E quello che Aldo Moro ha fatto per cambiare anche quella che era la percezione dell'Italia in un contesto europeo ed internazionale. Senz'altro lui ha spinto molto anche per questa Europa, non dimentichiamo che lui è stato uno dei primi anzi il primo ambasciatore di una politica mediterranea dove noi in qualche modo abbiamo i benefici, abbiamo anche qualche fastidio in questo momento, però i benefici sono maggiori, dove ha stagliato la politica dell'Italia. Non dimentichiamo che l'Italia è uscita dalla guerra distrutta, cioè non avevamo quasi nulla, eppure è riuscita a portarla nel 75, il momento più alto forse, nella 7ª potenza mondiale. Cioè in quell'anno la lira è stata giudicata la miglior valuta del mondo. Insomma, mi pare che sono traguardi importanti per una politica che certamente non ha fatto da solo, ma certamente è stato uno stratega importante. E poi, suo malgrado, ha lasciato il segno anche con sì. la vicenda del rapimento e dell'assassinio, nel senso che questo ha lasciato un segno nel nostro paese, c'è stata una svolta importante. Che racconti come nel libro? Dunque, io ho messo le lettere anche quelle non mai spedite, quelle mai arrivate, ma non si vince un uomo che ha paura per se stesso e per la sua vita. Si vince un uomo che ha paura per il paese e chiede un grido di dolore non tanto al suo partito, non solo, ma alla patria. Qui abbiamo visto che un partito era determinato a fare la trattativa, il Partito Socialista in primis, la Democrazia Cristiana in quegli anni pose il veto e anche il Partito Comunista aveva paura in qualche modo perché insomma cedere davanti ai terroristi forse non era il caso, ma col senno di poi il sacrificio è stato molto e troppo alto. Torniamo alle lettere che vengono raccolte in questo libro. C'è peraltro l'ultima scritta alla moglie Eleonora, no? Che letta in qualsiasi momento, letta con il senno di poi, è commovente. È commovente perché il loro legame era talmente forte che andava al di là della vita. Infatti lui dice che insomma, è sicuro che nell'aldilà troveranno una stessa strada, no? E poi naturalmente era molto legato al nipote, che adesso è un personaggio di rilievo, dove praticamente lo ha disegnato come l'erede della sua storia. Una storia che noi stiamo ancora vivendo, perché qualcuno dice che, tra virgolette, il sangue di Moro è stato versato sulla Repubblica. Io credo che sia ancora da vedere come sono andate a finire le cose. Riprendiamo il titolo, Prima e dopo Aldo Moro. Come è cambiata la politica, com'era, com'è diventata? C'è una riflessione, la leggo, prima di Moro la politica era più, se vogliamo usare questo termine, pedagogica, mentre ora il più delle volte è demagogica. E questo è vero, perché lui ci aveva iniziato al ragionamento la gente. Questa parola che lui interlocutiva sempre nei suoi discorsi, la consapevolezza, non era un vezzo, ma era un sottolineare che tutte le cose andavano ragionate, andavano viste con caparbietà, ma anche con una certa pacatezza. Adesso invece abbiamo degli slogan, due titoli sul giornale, insomma abbiamo visto lascia il tempo che trova, ma la costruzione vera non c'è. Il ragionamento, io penso che i partiti politici, in genere chi si occupa di politica a livelli importanti, istituzionali, debba in qualche modo riflettere e rivedere un po' la politica di Moro.
Si parla di politica con la P maiuscola e con la P minuscola, e allora quale eredità la politica può o deve raccogliere anche da questa esperienza? Ma c'è una frase con la quale io concludo il libro, dove lui diceva: questo paese non si salverà se l'Italia non rinascerà un nuovo senso del dovere. Io penso che sia questo il fatto. È una cosa molto semplice. Noi abbiamo troppi diritti, qualche volta la solidarietà va a farsi benedire. Dobbiamo fare un passo indietro per farne due in avanti. Non che non ci siano personaggi di rilievo nella nostra politica, però No. che cosa è cambiato rispetto al passato sullo spessore anche? Beh, insomma, innanzitutto ci sono i rappresenta? partiti che in qualche modo costruivano un po' le persone. E oserei dire che la politica, i rappresentanti politici incutivano rispetto, ma davano un po' anche l'educazione popolare, cioè erano rispettati, erano amati, e lo vedevamo anche perché i partiti avevano anche grandi assemblee. Adesso si evince che, ma si vede tutto sui social, insomma, non c'è una grande partecipazione, ovvero c'è una nuova partecipazione che comunque inciderà, perché i giovani, ma questo non basterà, perché l'uomo politico deve in qualche modo mostrarsi, deve capire un po' l'umore della gente, deve immergersi un po' nel quotidiano. Lui, nonostante la grandezza dell'uomo, si immergeva nel quotidiano, perché ha continuato a insegnare, nonostante facesse il numero uno della politica. E anche nell'ultima giornata, prima di convincere le Camere a votare questo compromesso con il Partito Comunista, aveva insegnato. E se leggete l'ultimo appello di Moro, diciamo un testamento politico, io devo dire che è un quadro che tutti dovrebbero leggere almeno una volta ogni tanto per chi fa politica. E allora, se volete conoscere le riflessioni di Enzo Cataruzzi su Aldo Moro, su la svolta che in qualche maniera ha impresso nella politica, questo è prima e dopo Aldo Moro, anche e soprattutto forse per noi, per conoscere quello che è stato il legame con il Friuli, anche con gli esponenti politici di questo territorio. Grazie Enzo, alla prossima. Grazie a te, arrivederci a tutti.